già arriva la prima critica per me per Antonio Conte, perché se vuoi fare turnover e non mi vuoi far giocare al bot che anch'issa hai la possibilità di cambiare modulo e giocare col 4-3-3 mettendo o Neres e Politano, ma anche Lango, aiù. Cioè, ma se non lo fai qua con Pisa, ma con chi ha da qua che lo guaglione? Cioè, come te lo dimostra se sta facendo qualche progresso, se non lo sta facendo? Col Pisa Lang gioca anche perché tu comunque ad oggi che hai la possibilità di fare 5 cambi, tu hai la possibilità poi di fare retromarcia e tornare al tuo modulo iniziale. Però va bene che giochi col 4-1-4-1 quando non puoi rinunciare a tutti e quattro i fenomeni che hai a centrocampo, ma nel momento in cui scegli di rinunciarne a due di loro, puoi cambiare e puoi mettere il 4-3-3, secondo me, dando spazio ad altri un po' più freschi, perché ragazzi, poi noi l'ultimo quarto d'ora si vedeva proprio che eravamo sulle gambe.